L'uomo, il magistrato, il giudice, il credente, il beato, le tante virtù e l'eredità morale di Rosario Angelo Livatino sono state presentate agli alunni dell'Istituto Comprensivo Falcone Borsellino di Favara nel corso di un partecipato incontro che ha avuto luogo nella palestra del plesso centrale di via Angela d'Oro. A dialogare con i ragazzi il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, la dirigente scolastica Maria Vella, il vice sindaco Antonio Liotta, la presidente del Consiglio Comunale Miriam Mignemi, il docente universitario della Core di Enna Calogero Iacolino, il presidente dell'Associazione Amici di Rosario Livatino Giuseppe Palilla, ed ancora il presidente e il vicepresidente dell'Associazione Favara per il Futuro, Diego Giglia e Carmelo Indelicato. A coordinare l'incontro Lara Craparo della stessa associazione. Tanti i momenti di riflessione durante gli interventi e tanta l'emozione dei presenti durante lo storytelling preparato dagli alunni delle classi quinte di scuola primaria e che hanno rappresentato le varie fasi della breve ma intensa vita del giudice canicattinese ucciso in contrada a Gasena mentre si recava indifeso nella sua Ford Rossa nel Tribunale di Agrigento. Apprezzato anche il contributo degli alunni della scuola secondaria di primo grado con riflessioni e con la realizzazione di una tela dedicata al giudice. Sono intervenuti anche il coordinatore della settimana della legalità, che celebra quest'anno la 15ª edizione, Gaetano Scorsone, e Don Calogero Lobello, coordinatore del Consiglio Pastorale Cittadino. Applauditi gli interventi musicali dei docenti di strumento Giuseppe Palmeri e Antonio Chiariello. Alla fine della manifestazione, visita degli invitati presso la Pinetina della Legalità e omaggio al Pino dedicato proprio al giudice Livatino. Ecco, io oggi vorrei parlare di due cose velocemente. La parola dovere e la parola impegno. Perché tutto quello che la scuola fa, che è sicuramente darvi non nozioni, ma strumenti di conoscenza, è diverso, voi capite qual è la differenza. Le nozioni sono le notizie di storia, la grammatica, che sono importanti, la matematica, però la scuola ha questo compito enorme, che è anche educativo, che è quello di darvi la possibilità di leggere e capire il presente, studiando anche il passato e ovviamente il futuro. Quindi questa parola dovere, ragazzi, è poco usata perché è una parola un po' scomoda, una parola meglio parlare di diritti, che sono importantissimi. Noi abbiamo una Costituzione bellissima, una delle più belle del mondo, delle più intense, delle più profonde, che parla di tanti diritti, però accanto ai diritti anche la Costituzione fa riferimento importante ai doveri. Allora oggi che parliamo, ricordiamo il giudice Rosario Livatino, che come sapete era un giudice agrigento, di Canicattì, è nato e cresciuto, ha studiato in Sicilia e poi ha lavorato ad Agrigento ed è morto qui. Ecco. Qual è la caratteristica di questa persona? È quella che intanto è una persona molto impegnata, una persona dedita al suo lavoro pienamente, completamente, ma una persona che ha fatto sempre il suo dovere.